Referendum autonomia, mal di pancia anche nel centrodestra nazionale. Il governatore Luca Zaia stoppa le polemiche. Rispettiamo i veneti, nella mia maggioranza tutti d'accordo. I veneti all'estero potranno votare ma solo se rientreranno in Italia. Spero non sia un problema per il quorum, dice la deputata PD Rubinato. Intanto duro attacco di Luciano Benetton alla consultazione, una stupidaggine. Orribile ritrovamento in un parcheggio di Thiene, una donna sgozzata dentro un'auto, le telecamere della zona svelano il giallo, si è tolta la vita. Gli imprenditori Paolo e Fabrizio Fassa, presidente e direttore amministrativo del gruppo Fassa Bortolo, assolti dal GIP di Belluno, erano accusati di corruzione, concorso in falso di atto pubblico e truffa aggravata. Dopo la richiesta di archiviazione dell'accusa di apologia di fascismo, parla Gianni Scarpa, titolare della spiaggia di Sottomarina, finita nella bufera, incubo finito, temevo di dover chiudere. Caso stalking all'Università di Padova, professore dell'Ateneo ossessionato da una studentessa arriva a denunciarla e la vicenda finisce in tribunale. Autovelox seminascosto da un muretto, la rabbia di un motociclista padovano che affronta i vigili armato di cellulare per riprendere la situazione. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, dunque l'avete sentito dai titoli, politica con il referendum del 22 ottobre, mentre si accende il dibattito politico anche all'interno dello stesso centrodestra. Il Senato fa un'analisi della consultazione popolare di Veneto e Lombardia. Sentiamo. Il referendum del 22 ottobre passa sotto la lente di ingrandimento del Servizio Studi del Senato, che esamina da vicino diversi aspetti della consultazione popolare di Veneto e Lombardia. Nel sottolineare come sia la prima volta nella storia della Repubblica che i cittadini saranno chiamati a decidere se desiderano una maggiore autonomia per la loro regione, il Dipartimento di Palazzo Madama chiarisce subito come il referendum non sia né vincolante né strumento automatico per l'attivazione di una maggiore autonomia. L'iter prevede infatti successivamente al voto un'intesa tra regioni e governo entro 60 giorni. Ma anche l'avvio dei negoziati non conduce ad una certezza della maggiore autonomia. L'ufficio studi sottolinea come non sussista alcun obbligo per i due negoziatori di concludere l'intesa. Intanto il dibattito politico si accende anche all'interno dello stesso centrodestra, dopo l'intervista radiofonica alla trasmissione Zapping del deputato leghista Giancarlo Giorgetti, in particolare a far discutere questa sua dichiarazione. Il Friuli Venezia Giulia è un po' la situazione di autonomia a cui potrebbero arrivare teoricamente la Lombardia e il Veneto, certamente non le forme di autonomia che sono previste per il Trentino Alto Adige, che hanno, diciamo così, degli statuti particolari che affondano a radici storiche. Giorgetti, commenta Luca Zaia, giustamente ha detto che l'autonomia possibile in base alla Costituzione è quella dell'articolo 116 e non quella di Trento e Bolzano, che ha bisogno di una modifica costituzionale. Primo, la modifica costituzionale non è vietata per legge. Secondo, se diamo tutte e 23 le competenze in base all'attuale Costituzione, di fatto diventiamo come Trento e Bolzano, perché ci portiamo a casa tutte le competenze e anche ovviamente le risorse. Altra polemica in seno al centrodestra, quella con Fratelli d'Italia, dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, che ha definito il referendum sola propaganda. Siano rispettati i veneti e siano lasciati in pace, da primo. Da secondo devo dire che non c'è nessun problema nella mia maggioranza. Fratelli d'Italia c'è con un consigliere, il consigliere Berlato, il quale ha votato e sostiene pubblicamente il referendum, sostiene il sì. Per me la questione non c'è. E sempre a proposito di referendum, i veneti all'estero potranno votare, ma solo se il 22 ottobre rientreranno in Italia. Vediamo. I veneti che lavorano fuori dal Veneto purtroppo non potranno votare se non recandosi in Veneto. La situazione dei veneti all'estero potrebbe alla fine pesare sul referendum del 22 ottobre, soprattutto in Veneto, dove, ai fini della validità della consultazione, sarà necessario il raggiungimento del quorum. I veneti che vivono e lavorano fuori Italia potranno dare la loro preferenza, solo però se tra 15 giorni rientreranno in patria, visto che all'estero non sono previsti seggi. Cittadini che rientrano comunque nel quorum. Fanno quorum perché so che le cartoline sono state spedite dall'anagrafe anche loro, perché hanno il diritto di votare, però per votare devono tornare in Veneto, devono recarsi in un seggio qui in Veneto. Quorum dunque che può essere a rischio? Sicuramente sono conteggiati nel quorum, anche se non possono votare, però io confido che i veneti che risiedono in Veneto vadano a votare in tanti, quindi il problema del quorum spero davvero che non ci sia. E di autonomia ha parlato anche l'industriale Luciano Benetton, che ha definito il referendum del 22 ottobre una stupidaggine.
Luciano Benettone andrà a votare per il referendum sull'autonomia del Veneto il prossimo 22 ottobre? Assolutamente no, cioè, autonomia di cosa? Cioè, io... Autonomia del Veneto, naturalmente. No, mi sembra una stupidaggine. Cioè, mi sembra una battuta. Niente mezze misure nella risposta che l'industriale di Ponzano Veneto ci ha dato oggi parlando di autonomia a margine della presentazione a Treviso del restauro della chiesa di Sant'Eonisto, da lui voluto e finanziato. Le nostre campagne, eccetera, noi abbiamo cercato, ma insomma, poi magari siamo rimasti anche un po' perplessi sul risultato, ma di sentirci europei ancora prima del 2000, insomma, di avere un unico passaporto, un'unica moneta, eccetera. L'abbiamo menata per un sacco di tempo. Benettone non lascia margini neppure alle istanze del popolo catalano. Un dibattito, ognuno porta l'acqua al suo mulino, però insomma, i catalani sono ben decisi, ma loro lo fanno da molti anni. Secondo me non ha senso, anche in quel caso là non ha senso. Ed ora torniamo a parlare invece dei risparmiatori, gli azionisti delle popolari venete. Se c'è soddisfazione per la partecipazione della gente, rimane l'amarezza di non aver portato a casa gli agognati 2 miliardi di euro. Ma quella di ieri, dicono le associazioni, è stata una giornata di semine. Già nelle prossime ore è previsto un incontro con il governo. Sentiamo. Il giorno dopo la grande manifestazione a Roma, le associazioni dei risparmiatori delle ex popolari venete tirano le somme. Nelle prossime ore a Mestre le associazioni incontreranno il governo nella figura del sottosegretario Pierpaolo Baretta, ma intanto, seppur soddisfatti per la grande partecipazione, rimane l'amarezza di non essere riusciti a portare a casa i 2 miliardi che sembravano ancora esserci tra le pieghe del fallimento dei 2 istituti di credito. Una giornata di semina, quella fatta dalle associazioni, passata tra vari incontri con i rappresentanti dei gruppi al Senato e alla Camera. Il più importante però è stato quello con il Presidente della Commissione d'inchiesta, Pier Ferdinando Casini. Il Presidente Casini e Brunetta hanno dato la disponibilità al 100%, noi la prendiamo, però gli abbiamo anche detto che noi vogliamo fatti concreti. E così nei prossimi giorni ci saranno delle audizioni, ma soprattutto alle associazioni è stato affidato il compito di raccolta di tutta la documentazione da inviare alla Commissione stessa. I tempi sono stretti, la Commissione nasce in estremo ritardo, ma può ancora fare qualcosa di utile, dicono le associazioni, ovvero certificare l'esistenza delle vittime del reato bancario, facendo un assist al governo che a questo punto non si può tirare indietro dall'istituire un fondo per le vittime. Se il governo vuole, la strada la trova, perché se aspetta i giudizi sui responsabili la gente muore prima. Vittime che in piazza Montecitorio sono arrivate da Vicenza, dal Trevigiano, dal Veneziano e hanno espresso tutta la loro rabbia. Vogliamo i nostri soldi, sono i nostri risparmi, i nostri sacrifici. A me mi hanno portati via 20 anni di lavoro, io ho perso tutti i miei risparmi che mi avevano garantito dalla Banca d'Italia e i banchieri, tutti che erano sicurissimi e che avevo il diritto di recesso. Una strada in salita, ma loro non mollano. Questo è l'inizio per avere i nostri risparmi. Questo non è la fine, è solo l'inizio. Siamo alla cronaca. Una donna è stata trovata priva di vita nella sua auto a Thiene, per buona parte della giornata un giallo, poi le telecamere hanno chiarito. Nelle immagini della polizia locale già visionate dalle forze dell'ordine si vedrebbe l'utilitaria arrivare nel parcheggio dell'area ex Nordera e fermarsi. In quell'auto non sale nessuno e da quell'auto non scende nessuno. Fotogrammi che hanno chiarito che la donna si sarebbe provocata da sola le ferite mortali. Mancano pochi minuti alle 13 quando quello che sembrava destinato a essere il giallo di Thiene si rivela in tutta la sua drammatica e atroce semplicità. A dare l'allarme pochi minuti dopo le 8:30 del mattino sono stati i passanti che si sono imbattuti nella macabra scena. Una donna con una profonda ferita al collo era riversa dentro la sua automobile. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. Il coltello è stato trovato dentro la macchina, la 43enne originaria dell'Ecuador lo impugnava ancora. Quello che i filmati e l'esame del medico non chiariscono sono i motivi che hanno spinto la donna, che era già seguita dai servizi sociali, a compiere il gesto estremo.
E tragedia a Fonzaso nel Bellunese, un 57enne tenta di aprire una bomba ma gli esplode in mano, muore un 57enne. Era abituato a disinnescare residuati bellici, lo faceva da anni, una passione, quella per le armi della Grande Guerra, che coltivava fin da giovane. Ieri la tragedia. La vittima è Fiorenzo Pasa, 57 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva trovato la bomba e dopo averla portata a casa stava cercando di aprirla, molto probabilmente per disinnescarla. Invece gli è esplosa fra le mani. L'uomo è morto sul colpo. A dare l'allarme una delle figlie che, tornata a casa a Fonzaso nel Bellunese, ha trovato il papà a terra. Sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso e le forze dell'ordine, ma per Pasa non c'era più nulla da fare. Stando alle prime ipotesi, il 57enne stava svuotando la carica, all'improvviso però la deflagrazione che non gli ha lasciato scampo. Aveva iniziato la sua carriera nell'Arma dei Carabinieri, ma aveva scelto di licenziarsi per seguire un'altra strada. Poi, con il tempo, questa sua passione per i residuati bellici era cresciuta. Nel 2012 era rimasto ferito gravemente in circostanze analoghe. Un ordigno gli era esploso fra le mani. Nell'incidente Pasa aveva perso alcune dita delle mano destra e subito danni alla vista, ma nonostante tutto non si era scoraggiato ed aveva continuato in questa sua passione. Si tratta di un hobby pericoloso, quello del recupero degli ordigni bellici, dicono gli investigatori, una figura nata in Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale. Molte persone trovano gli ordigni, li disinnescono per poi rivenderli. Sulla vicenda sono in corso indagini. Gli imprenditori Paolo e Fabrizio Fassa, rispettivamente presidente e direttore amministrativo e organizzativo del gruppo Fassa Bortolo di Spresiano nel Trevigiano, sono stati assolti dal GIP di Belluno dalle accuse di corruzione, concorso in falso di atto pubblico e truffa aggravata contestate lo scorso inverno dalla Procura della Repubblica di Belluno. La sentenza è giunta al termine di un processo con rito abbreviato. I due erano sospettati di aver versato una somma di denaro pari a 10.000 euro alla commissione incaricata di stabilire i prezzi per l'estrazione di materiale di cava e pietrisco nel sito in cui la società riferibile agli indagati è attiva nel Bellunese, in particolare nel comune di Fara dal Pago. Il ribasso, che così sarebbe stato ottenuto secondo l'ipotesi della magistratura, avrebbe causato un danno erariale all'amministrazione comunale per circa 130.000 euro. Le accuse però sono state ritenute insussistenti e gli imputati assolti con formula piena. Dopo la conclusione dell'indagine per apologia di fascismo parla Gianni Scarpa, titolare della spiaggia di Sottomarina finita nella bufera la scorsa estate. Sentiamo. In vacanza con la famiglia, al termine della stagione estiva, Gianni Scarpa accoglie con un sorriso la richiesta di archiviazione dell'indagine a suo carico per apologia di fascismo, innescata dagli ormai celebri cartelli inneggianti al Duce nello stabilimento balneare di Sottomarina. Io non ero preoccupato perché i miei nonni mi hanno sempre insegnato male non fare, paura non avere. La preoccupazione l'ha avuta mia moglie, ho una figlia di 11 anni che grazie a Dio è molto sveglia, è bravissima a scuola, bravissima a danza classica, va a scuola dalla Carla Paci e loro sono state male, hanno accusato un po' il corpo, io soffrivo per loro, ma per quanto riguarda me ero tranquillissimo perché sono cose che penso da sempre. Purtroppo, sostiene Scarpa, chi dice le cose come stanno in questo paese dà fastidio. Hanno provato a fermarmi ma non ci sono riusciti. Io sono uno che dice quello che pensa, tanta gente non lo dice, ma ho capito che sono in sincronia con me e questo mi ha fatto piacere. C'è gente che ha il coraggio di dire le cose, gente no, non c'è niente da fare, sarà sempre così. Io il coraggio ce l'ho e dico che così non va bene, ci vogliono delle regole, tutto lì. Le parole che a me piacciono, come ordine, pulizia e disciplina, conclude, secondo la gente che mi accusa riconducono al fascismo. Forse hanno ragione, ma parliamoci chiaro, l'Italia è un paese allo sbando. Le città sono diventate invivibili. Gente clandestina che neanche sai chi è, per 10 euro ci ammazzano. I parchi di tutta Italia impestati da questa gentaglia qui. E allora quelli che hanno criticato il Punta Canna si devono ricredere, devono venire lì a vedere, devono fare una giornata da semplici clienti e allora quelli mi vengono tutti a stringere la mano. Con una nostra mozione presentata in Consiglio regionale indirizzata alla Giunta vogliamo porre l'attenzione
sulla necessità di prevedere seri controlli sanitari e l'obbligo dei vaccini per tutti gli immigrati come condizione indispensabile per l'accesso ai servizi di accoglienza. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Sergio Berlato, che ricorda come la soglia di copertura vaccinale raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge sia pari al 95%. La gestione dei nomadi nei nostri territori è spesso un'infinita lotta tra guardie e ladri. Sentite cosa succede a Vigonza. Fatto un abuso ne commettono un altro. In Italia chi rispetta la legge si sa in genere ci rimette qualcosa. Invece i nomadi di via Oberdan a Vigonza, in località Prati, non mollano. Dopo l'abuso edilizio contestatogli dal comune per avere stabilito per mesi la loro residenza in una grande roulotte su un'area agricola, gli è arrivata l'ordinanza del sindaco Marangon che intima ai 5 componenti, tra i quali un minorenne, di riportare a uso agricolo il terreno, quindi senza alloggi. Loro stavolta hanno obbedito. Hanno abbandonato l'area agricola spostandosi di qualche centimetro appena fuori dalla recinzione e ora sono a bordo strada, dove hanno prolungato i tubi dell'acqua e riacceso come niente fosse il loro generatore di corrente elettrica. Il tutto in una zona di villette e di orti sociali. I residenti non vogliono farsi intervistare, temono ritorsioni. Gli ortolani hanno da tempo qualche problema di convivenza. Non sappiamo se siano stati loro, comunque in passato ci sono stati diversi furti, anche a me personalmente, e a me hanno portato via i stivali e avevo una giacca a vento, e non solo a me, anche a altri miei amici, insomma. Dopo l'abuso edilizio il comune gli contesterà l'occupazione abusiva di suolo pubblico, segnala l'assessore alla sicurezza di Vigonza Rosario Agricola. Difficilmente se ne andranno di lì, quel posto sotto il terrapieno dell'autostrada potrebbe essere strategico per loro. Loro forniscono diciamo, il passante che passa si ferma, loro passano la roba, insomma, ecco. Complice. È complice, ecco. I residenti di quartiere Pertini non mollano e continuano a far sentire la loro voce per non rimanere inascoltati dalle istituzioni. Sicurezza per quanto riguarda eventualmente le occupazioni e la possibilità che l'amministrazione comunale risistemi anche l'aspetto esteriore del quartiere. Noi non ci fermeremo mai, noi abbiamo detto che andremo sino alla fine e siamo con la gente sino alla fine. I residenti di quartiere Pertini a Mestre non hanno intenzione di mollare la presa sulla battaglia iniziata mesi fa per far tornare la zona come era un tempo, sicura e pulita, cosa che ora non è. La piazzetta cosiddetta della Vergogna è ancora in condizioni pietose, nonostante l'amministrazione abbia assicurato di sistemarla, i residenti hanno ormai perso fiducia. Tutte le promesse che fa questa amministrazione non sono vere, sono solo dichiarate sui giornali, però qua non abbiamo visto niente di tutto questo. E poi le occupazioni abusive degli appartamenti vuoti e la mancanza di rispetto delle regole. Per questo tutti si sono uniti, anche con le giovani leve, con l'intento di dare un messaggio forte. Siamo contenti di una risposta del genere da parte di tutto il quartiere, perché siamo felici e vogliamo poter rimanere qui nella legalità e nella tranquillità di stare sotto casa e di poter essere liberi di uscire e di stare tranquilli tra di noi. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Professore dell'Università di Padova denuncia per stalking una studentessa. La vicenda arriva in tribunale. Email, messaggi, telefonate e pare anche appostamenti all'esterno delle aule. Un professore della facoltà di giurisprudenza di Padova ha denunciato di essere stato vittima di stalking da parte di una sua studentessa. Il caso è arrivato anche al TAR di Venezia. Differente la versione fornita invece dalla studentessa, che ha spiegato di aver avuto una relazione sentimentale con il docente, una storia che poi ha deciso di interrompere, conservando però tutti i messaggi e email inviati al professore sposato da anni. Intanto il questore di Padova ha messo a carico della giovane un provvedimento di ammonimento, invitandola a porre fine agli atti persecutori che le vengono contestati. Guardate che cosa è accaduto in un comune del Padovano. Un uomo affronta i vigili che avevano nascosto l'autovelox dietro un muretto. Cartello,
posto se no a 200 metri di distanza, macchina non visibile. Ecco cos'è accaduto qualche giorno fa in una strada a 10 km da Teolo, zona Colli forse. Un motociclista ha deciso di documentare con queste immagini una postazione Velox. I vigili sono nascosti dietro un muretto. Quanto basta per far scattare la rabbia dell'uomo. Non si vedono, sono nascosti. Mi dai i documenti? No, anche lei mi dà i suoi documenti. Allora, lei mi dà i documenti, sì, nessun problema. L'utilizzo. No, lei sta nascondendo. Io la sto nascondendo. Lei la sta nascondendo perché non c'è nessun visio. Allora, mi dica. metta giù il telefono. No. Il posto infatti non è ben segnalato a suo dire. Molti automobilisti non si accorgono dei vigili visto che il cartello che segnala la possibile presenza dei controlli è posizionato molto prima e loro sono nascosti dietro un muretto. La denuncia ha già suscitato non poche polemiche con duri attacchi alla polizia locale. No, lei non mi tocca il telefono, lei non mi mette Lei mette giù il telefono. Lei mi spiega il motivo perché di so quello che sta facendo lei? Allora, mi dai i suoi documenti? Lei mi dice chi è, anche lei mi dice che sia? Prima lei mi dice mi sta riprendendo. Sì, lo sto riprendendo perché faccio vedere come siete nascosti. Pensionati pronti a scendere in piazza contro il documento di economia e finanza del governo. Mobilitazione in tutte le province, l'annuncio oggi a ore 13 del segretario della SPI-CGIL Paolino Barbiero. Sentiamo le sue parole. CGIL e CISL UIL hanno proclamato per la settimana prossima, verso il fine settimana, una giornata di mobilitazione tra venerdì e sabato. Giornata di mobilitazione per cambiare alcune cose che non ci vanno bene dentro il documento di economia e finanza che è il DEF, sì, che il governo sta varando. I temi riguardano, cambiare le pensioni, poi diremo come, tanto per dire i titoli, dare lavoro ai giovani, difendere l'occupazione, garantire a tutti una sanità efficiente. Questi sono i 4 punti perché noi riteniamo che le risorse e le norme che accompagnano queste risorse che il governo sta mettendo dentro nel DEF non siano corrispondenti a queste esigenze. Quindi CGIL e CISL UIL di Treviso molto probabilmente l'iniziativa la faranno venerdì pomeriggio, però stiamo ancora discutendo se venerdì pomeriggio o sabato mattina, molto probabilmente la scelta cascherà su venerdì pomeriggio davanti alla prefettura e poi tra venerdì e sabato queste iniziative si faranno anche in tutte le altre piazze d'Italia. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo in prevalenza stabile, salvo per isolati e occasionali fenomeni. Scopriamo dove con il nostro dettaglio. Sul Veneto peggiora il tempo in giornata sulle pianure centro-meridionali con locali rovesci e temporali, poi in rapido miglioramento entro la sera. Tempo più asciutto e soleggiato altrove. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 19 e i 24 gradi, minime tra 8 e 13 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Correnti settentrionali in prevalenza asciutte portano generali condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo poche nubi sparse sul Triestino. Temperature massime tra i 20 e i 22 gradi, minime attese sui 9-11 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, più nubi e precipitazioni sui confini alpini, prevale il bel tempo soleggiato e stabile sul resto della regione. Temperature massime intorno ai 19-23 gradi, minime in sensibile calo e sui 7 gradi circa. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti invece saranno moderati nord-orientali. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.